Si è alzata in volo anche una colomba bianca tra grappoli di palloncini candidi accompagnati dalle note di Wonderwall, una delle canzoni degli Oasis più amate da Giulio Pizzolato, il sedicenne morto a seguito delle ferite riportate nel tragico incidente di Ferragosto. Un'auto lo travolse e uccise assieme al suo amico Mattia Cardascia mentre viaggiavano su uno scooter. Ad Arzignano alcune centinaia di persone hanno accompagnato la salma e gremito la chiesa di Villaggio Giardino. Tantissimi giovani amici dei due adolescenti hanno voluto essere presenti nella commovente cerimonia di addio. I ragazzi frequentavano lo stesso liceo artistico Boccioni di Valdagno. Molti compagni di scuola hanno indossato la stessa maglietta usata per il funerale di Mattia, celebrato sabato. Nell'omelia Don Luigi Fontana ha espresso un pensiero comune per entrambi i ragazzi. Ciao Giulio, ti accoglie Mattia col suo sorriso contagioso. Lo abbracciare per tutti noi, salutaci anche con Dio, per le orecchie. Il carattere caparbio ma sensibile di Giulio è stato ricordato anche dai cugini che si sono appellati alle doti artistiche del ragazzo per cercare di lenire il dolore della famiglia. Ci servirà il tuo talento, il tuo tratto con la matita forte ed essenziale per disegnare traiettorie nel vuoto che hai lasciato. Noi non sappiamo dove sei diretto, in che posto sei adesso, ma sappiamo con certezza dove resterà. Resterà in noi attraverso i tuoi disegni. Per questo sulla bara i genitori Luisa e Carlo hanno deposto una matita spezzata assieme a 3 rose rosse e una bianca. Lutto cittadino e bandiera a mezz'asta ad Arzignano, ma la cittadina si è stretta e raccolta nel dolore fin dalla veglia funebre di giovedì. È stata veramente una veglia molto sentita e gli amici che poi fanno emergere, no? Sono anche io mamma di un ragazzo di quell'età, fanno emergere i lati che magari noi genitori non conosciamo, magari tra le nostre mura, ecco, e sono veramente dei ragazzi splendidi. Quindi ecco che Mattia e Giulio diano loro la forza per superare questo momento. Dico sempre, sono vicina anche, siamo vicini, tutta la città è vicina, anche i ragazzi che erano coinvolti quella sera nel tragico incidente, affinché anche loro abbiano la forza, grazie a Mattia e Giulio, di superare questo momento che sarà comunque difficile.